Mi sono chiesto, ma quali sono i motivi validi per non usare gli standard? Perché non c'è scritto da nessuna parte che si debba... Beh, il mondo di chi vuole delle soluzioni legacy dice che è più facile. Ed è vero, perché si utilizzano le proprie conoscenze. Io so fare web service, faccio uno standard orientato al web service. Io non so fare web service, faccio un bel FTP e posso andare avanti. Quindi il fatto di scriverlo non nel modo migliore, ma nel modo che io conosco, molto spesso ci fa fare questa scivolata. Qui vedo Monicelli, con cui insieme a qualcun altro abbiamo condiviso una delle cose che pensavamo fosse più transitoria del mondo, il DB Compat era Andrea, il DB di frontiera. Ci sono problemi a ucciderlo oggi e tutti noi sappiamo che non è la soluzione migliore per oggi, però attenzione, quando faccio una cosa questa ha delle ripercussioni nel tempo, è più veloce. Magari abbiamo già sviluppato qualcosa, no? La libreria, il pezzettino, l'FTP lo sappiamo gestire bene, quindi abbiamo la libreria, quindi non usiamo standard per questo, è più autoreferenziale. Cioè un discorso è doversi confrontare con qualcuno, un discorso è dire l'ho fatto io, quindi è il mio standard, è il migliore della terra, ovviamente, e si fa così. Classico nei sistemi informativi, ricordo appunto di Bicom, era completamente autoreferenziale, qualcuno l'aveva pensato, lo dava agli implementatori, poi diceva ma perché devo implementare questa roba qua? Perché l'ho fatto io, era la risposta dell'azienda sanitaria. Crea potere, questo è un altro vero problema. Effettivamente posso pensare che alcune realtà vicino a noi, pensiamo alla Lombardia Informatica, se c'è qualcosa da Lombardia, abbia creato la sua nicchia di potere inteso come necessità di esistere sul fatto che sono depositari di quello che viene utilizzato. Quindi se io voglio continuarlo a far evolvere, dicendo, c'è chi ha fatto quello standard, ha un potere perché costringe tutti gli altri a utilizzarlo. Ovviamente non è solo per questo, ma credo che sia un problema tipicamente anche nostro come italiani. Ognuno di noi si crede un pioniere, cioè ognuno di noi pensa di essere il primo a fare qualcosa e pensa di poterlo fare meglio degli altri, quindi la volontà di farlo effettivamente c'è anche questo. Ma l'altra domanda è perché usare gli standard allora? Qual è il motivo per usarli? Beh, essenzialmente perché dietro c'è una comunità, non è autoreferenziale. Le persone che vedrete oggi parlare rappresentano una comunità che scambia idee, che si costringe e che costringe un pochino a essere dei grandi mediatori di capire dove si fa. Hanno una manutenzione, secondo me questo è il vero valore aggiunto. DBcom morirà perché non ha manutenzione, cioè è arrivato un punto in cui l'evoluzione non può essere più gestita in modo efficace con le nuove necessità. Permettono di avere uno sviluppo organico, perché mentre noi magari ci stiamo focalizzando sulla sicurezza, c'è qualcun altro dentro gli standard che pensa alla struttura di un documento, alle codifiche del documento, quindi ad avere tutti i tool. Dà la possibilità a noi, parlo per Arsenal, che ha questo ruolo di progettatore insieme alle persone dei gruppi di lavoro, di non concentrarci più sull'aspetto tecnologico, ma di concentrarci sulle funzionalità. Non mi interessa sapere come funzionano i minimi dettagli SAML2 per la sicurezza. Mi interessa mettermi sullo strato superiore e vedere qual è l'organizzazione, quali sono le funzionalità che voglio mettere. Cioè, pensare di utilizzare, vedrete John Well, che è uno che ci lavora tantissimo oggi, che parlerà con il SAML2, è un problema suo, come fanno gli attributi sotto e quanti attributi bisogna avere. Il problema mio è come pensare alla cartella clinica del medico che deve autenticarsi con questo standard. Permettono ai fornitori di avere soluzioni più facilmente manutenibili. Questa ce la dicono, non me la invento io, sono persone ad esempio delle cartelle cliniche dei medici di base che mi hanno detto oh, per favore mettete d'accordo le 23 aziende sanitarie a chiedermi l'articolo 59 bis nello stesso modo, perché io non posso impazzire a modificare un piccolo pezzo e avere 23 manutenzioni diverse. L'ultima, l'ho messa, la riprenderò dopo, ma credo che permettano ai fornitori di accedere a nuovi mercati. Adesso vi dirò perché credo questo, però qui entra in una palla che viene passata in mano ai fornitori. È un
opportunità, non è facile coglierla, ma credo che in un momento di crisi sia un valore aggiunto. Come ho detto, non siamo soli, questa è la mappa, vedete, fra gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia, i progetti che adottano standard come quelli che vedrete utilizzati oggi, e questo è anche per un buon motivo. Quello che stiamo per fare è abbastanza complicato, è pieno il giro di progetti proprio per il mondo, non per l'Italia, di progetti fascicoli che si sono arenati o sono falliti. Se vogliamo in qualche modo semplificarci la vita, almeno partiamo dallo strato sotto degli standard, andiamo per acquisito e ci focalizziamo sulla parte sopra, per evitare che la parte sopra diventi un oggetto di questi generi. Guardando appunto questo concetto, velocemente vi faccio vedere alcune esperienze che ci sono in giro. Questa è un'esperienza molto interessante australiana, in cui è stato lanciato un progetto di EHR, loro lo chiamano, quindi fascicolo, inteso come contenitori di documenti, orientati all'empowerment del paziente. Come vedete il paziente è posto al centro, metafora che troverete in tanti progetti e via e via. Anche questo progetto molto interessante sta un attimino scontrandosi col fatto che abbiamo grandi pensatori di che cosa deve fare il paziente con questo oggetto, però dopo, quando questi pensatori hanno prodotto come deve essere fatto, si accorgono che devono attaccare gli ospedali, perché i documenti da soli non ci vanno dentro. E quindi questo progetto in questo momento sta soffrendo di una mancanza di visione dal basso. È un progetto molto dall'alto, molto governativo e poco operativo. Un altro progetto molto interessante, ed è forse il più grosso progetto negli Stati Uniti, è quella della regione di Filadelfia, dove hanno messo dentro, sapete che la sanità è privata, quindi i progetti sono ancora più difficili perché nessuno vuole condividere i dati con gli altri. Cioè, per un ospedale privato, condividere i dati con un altro ospedale privato crea un rischio di concorrenza, quindi loro sono molto riottosi, che ha creato una comunità molto orientato allo scambio di immagini, e come vedete ci sono degli acronimi di standard che sono molto, diciamo, noti ormai in Veneto. Il progetto canadese ve lo lascio il pomeriggio che entreremo nel dettaglio, ma credo che in questo momento sia il progetto più interessante a livello mondiale sull'interoperabilità. Ha una caratteristica diviso in regioni, quindi dovrebbe interessare molto il nostro livello centrale, e la visione dentro le regioni, ad esempio c'è lo stato del Quebec che noi abbiamo preso molto spesso a paragone, perché praticamente è quasi un Veneto, se vogliamo. Anche ho citato l'NHS, il progetto Bomba, il progetto che in qualche parte ricorda Sisi Lombardia, investimenti enormi, investimenti che sono andati a cozzare con la realtà della crisi economica, per cui ad oggi questo progetto è bloccato da Cameron, dal primo ministro, per capire quanto andremo a spendere ancora per raggiungere gli obiettivi del progetto. In ogni caso è un progetto che è partito, è realizzato, ha alcune sue parti assolutamente interessanti. La parte di imaging è sicuramente una delle più interessanti, la parte di medici di base è una cosa da studiare, perché i loro medici di base sono un pochino, diciamo, simili ma diversi con i nostri medici di base, ed è molto interessante come hanno fatto. Progetto francese, perché così continuiamo in questa rapida carrellata, con cui abbiamo dei rapporti, siamo andati a vederli, come è fatto questo dossier Medicare Personnel, l'abbiamo guardato e abbiamo scoperto che hanno gli stessi nostri identici problemi. Lo hanno fatto, esiste, è reale, e chi mi ha visto fare alcune presentazioni precedentemente in cui parlavo dell'esperienza di Google Health, la stanno confermando, cioè hanno uno scarso utilizzo dello strumento da parte del cittadino, cioè lo strumento che nasce quasi esclusivamente questo come patient oriented effettivamente ha delle difficoltà a svilupparlo. I cugini dell'Austria, citati perché questo ci permetterebbe, essendo una regione di confine, di avere anche una mobilità transfrontaliera molto semplice, perché gli standard che usano in Austria sono esattamente identici a quelli che vengono utilizzati in Veneto.
con anche una situazione abbastanza strana che potrebbe essere che il Veneto abbia più facilità a scambiare dati con l'Austria che non con altre regioni italiane, ma questo è un altro paio di tempo. Infine, perché anche noi del Veneto stiamo facendo qualcosa, ve lo ricordate il vecchio caro progetto Elfottimum? Un po' di anni fa l'abbiamo fatto, sapete che continua a funzionare, facciamo circa 3.000 consulti all'anno, quindi nelle USL, con chi lo usa più, chi lo usa meno, però viene utilizzato, è basato su tanta standardizzazione che abbiamo fatto preso dagli HI. Attenzione, l'evoluzione. Ci sono alcune parti di Elfottimum che prese così come sono non ci permetterebbero di scambiare le immagini in modo efficace, perché va bene per quei carichi, per quella tipologia di immagini, ciò che abbiamo utilizzato all'epoca, ma l'aver usato gli standard ci permette oggi di dire, bene, di quella parte di standard c'è l'evoluzione che mi aggiunge le funzionalità di cui ho bisogno. Quindi l'investimento fatto ancora una volta si dimostra centrato. Prendo l'ultima slide di questi progetti dalle slide del progetto australiano per vedersi quali erano i motivi per cui in Australia hanno intrapreso questa strada degli standard. Come vedete, ridurre i costi, primo, quindi ci si aspetta che utilizzando gli standard si riducano i costi dell'implementazione, non soltanto il costo del prodotto, ma anche il costo dell'implementazione, della manutenzione, evitare duplicazioni e soprattutto, lo vedete scritto all'ultimo posto, io l'ho ripreso anche qui, e quindi un messaggio che lancio a tutti, dare una competitività maggiore ai fornitori che sono coinvolti nel progetto. Ma qual è il motivo reale per cui molto spesso mi sono sentito dire non applichiamo lo standard? Perché è chiaro, manca sempre qualcosa. Cioè, nello standard non c'è tutto, non c'è neanche HL7 che a un certo punto con la versione 3 pensava di aver fatto un approccio olistico sulla problematica, si è accorta che poi doveva fare l'evolvere. Quindi mancano. Allora, manca la gestione del workflow, vero, l'abbiamo aggiunta, non c'è nessun problema, questa è la bellezza degli standard, avevamo questo problema in Veneto, ci siamo confrontati dentro IHE, abbiamo fatto l'evento, quello sull'XDV, e abbiamo aggiunto l'XDV che permette oggi di avere workflow dentro l'XDS. Manca la gestione del telemonitoraggio, perché è sempre questo, allora, il problema di New in Health, attacchiamo gli strumenti, no, non c'è lo standard per cui il fornitore, bene, eccolo qua il mio web service che ho pensato stanotte che potrebbe essere fatto. No, ragioniamo e quel web service magari lo proponiamo, lo modifichiamo, lo rendiamo standard, che magari può essere utilizzato anche da altri, non voglio legarmi soprattutto su un terreno così delicato a un fornitore unico per gestire tutti i vari device che verranno da noi. Manca la gestione delle prescription e qui abbiamo aggiunto un pezzo del profilo che ci servirà anche a in qualche modo ammorbidire alcune parti delle linee guida sicuramente del marketing. Manca la gestione dello screening, per cui a questo punto facciamo una soluzione di tipo Paxone o cose di questo genere qua. No, manca, scriviamolo, per cui oggi abbiamo lo standard sulla sua. Manca la notifica con i medici di base, perché abbiamo provato e la notifica con la posta elettronica non funziona su grandi carichi, giustamente, come abbiamo utilizzato la notifica della posta, arriva da Elfottimum, quindi ve lo ricordate, bene. Abbiamo aiutato, abbiamo scritto, adesso c'è anche quella parte lì sotto web service per sistemi che sono non sempre online. Quindi abbiamo lo standard, questo è l'approccio. Ci sono gli standard, utilizziamo, perché mentre erano dei problemi del Veneto, ho citato i problemi del Veneto, adesso gli svizzeri utilizzano questa soluzione, i tedeschi che fanno un personal electronic health record dell'Università di Heidelberg, guarda caso, utilizzano l'XDV, quindi abbiamo creato comunità. Cioè, adesso abbiamo un certo numero di progetti che utilizzano lo stesso approccio con cui possiamo fare uno sharing dell'esperienza. Per chiudere, un giro, perché molto spesso ce lo dimentichiamo, no? Abbiamo un passaggio che è culturale, per cui dovremmo fare molti eventi, li abbiamo chiamati navigando verso il fascicolo. Oggi è molto tecnico, parleremo di standard tecnici, ma dobbiamo coinvolgere molto l'aspetto clinico, perché cambia la medicina,
da medicina diventa sanità digitale, attraverso tutta un'esperienza che abbiamo fatto, e quindi è molto importante che ci siano più figure coinvolte. Poi, mi piacerebbe evitare di produrre un fascicolo in Veneto che abbia questa fattura qua, cioè magari cominciamo a cercare di eliminare qualche plugger e vediamo di trovare una soluzione abbastanza univoca per evitare questi pasticci difficilmente manutenibili, perché se viene fuori un altro jack, credo che lì non ci sia l'ultimo dell'iPhone, no, infatti manca, ad esempio viene fuori che la Apple cambia il jackino facendolo più piccolo, io devo buttare via questo oggetto qua e ne devo comprare un altro che abbia anche il jack dell'iPhone, quindi tutto sommato dei costi effettivamente non importanti. Chiudo citando un proverbio, un bellissimo libro che vi consiglio, che un pochino ricorda come bisogna approcciare. Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo, è un proverbio afghano, e quindi spero che questo fascicolo sia più un posto dove, oltre a technology, ci sia della gente che trovi delle soluzioni, che pensi in maniera non troppo legata alla tecnologia da utilizzare, ma che realizzi qualcosa che sia effettivamente efficace per chi lo deve utilizzare. Grazie.